È uno scontro salvezza quasi decisivo per l'Eppi Casa Brindisi. Per la Vanoli Basket Cremona è anche la possibilità di dare ulteriore forma a un sogno chiamato Final Eight. Palla alta sopra la testa per Pecchia, ancora per Golden. Tiro in transizione, il ritmo per De Negri a bersaglio, ancora prove di allungo per Cremona. Kisling, Lajeschi, ancora per Snid, finta di andare verso il fondo, poi scaglia la tripla. Jamel Morris che sterza e controsterza, poi fuori equilibrio. Altro canestrone, è un fire. Jamel Morris. Trova il crossover ubriacante, poi il tiro in allontanamento. Marcus Zegarowski. Completa la corsa al capolinea Marcus Zegarowski. Ottima giocata di Jeremy Senglin. Zegarowski all'angolo, Adrian catch and shoot, solo retina. De Negri raddoppiato nel pitturato, ancora Golden. Dobbiamo continuare con questa energia, perché se abbiamo questa energia nessuno ci sta dietro, quindi altri 20 minuti così che la dobbiamo portare a casa. Direi sintomatica questa azione dal 26 sulla scarsa fiducia in Casa Brindisi. Prende comunque il rimbalzo offensivo. Quota 30 per l'Eppi Casa Brindisi. Morris dall'angolo a bersaglio. Attacca lungo la linea di fondo Risma, all'angolo per Senglin, circolazione perimetrale. La penetrazione di Jamel Morris, che bella azione. C'è Zanotti che chiede palla proprio nei pressi del pitturato, ma la soluzione arriva dalla distanza. E dopo una prima parte di terzo parziale un po' timida da una parte e dall'altra, hanno tolto gli ormeggi le due squadre. Senglin sul 58-47. Prova la magata Senglin, che canestrone di Jeremy Senglin, completamente fuori equilibrio. Super canestro del numero 30. Tanto Snid qui rischia forse il fallo in attacco. Morris importante da 3, è una macchina in questa giornata Jamel Morris. Qui il triangolo che si chiude e De Negri che arriva al capolinea. Golden nella classica posizione di play alto, poi va a ricevere nel pitturato. Qui lo scarico per Adrian, prova il punto esclamativo. Golden con rimbalzo offensivo con l'ausilio del ferro. Punti numero 65 e 66. La Vanoli Basket Cremona prova a mettere gli ultimi tasselli che la separano da questa vittoria. McCallon invitato al tiro, eccolo qui il punto esclamativo, brucia la sirena dei 24. Si fa vedere De Negri dalla punta, spara Davide De Negri, mette un altro sigillo. Per 75-58 la Vanoli Basket Cremona ottiene
la 7ª vittoria del suo campionato e conferma una squadra davvero on fire. Defense was going to be number one for us. It always is. It's something we've gotten better out throughout the year. Like you said, we struggled in the third quarter, but we had 3 really good quarters defensively. Overall, a really good game defensively, 58 points. That's really good.